Diciamo che questa sera sono qui con noi due, come dire, persone che collaboreranno. Comunque abbiamo con noi anche un'attrice, la professoressa, che è docente di scuola di storia e filosofia al Liceo Scientifico Archimede di Cigliano, ma è un'attrice che ha un'esperienza pluridecennale. Carola Roma, un applauso a te. C'è una sorpresa, non sempre è stato messo nella locandina perché non eravamo certi all'inizio della sua partecipazione, ma abbiamo qui una attrice che è anche una cantautrice, e si tratta di Loredana Marino. Vediamo qualcosa nel frattempo mentre loro sistemano queste cose. Loredana Marino nasce da Cigliano, si laurea in filosofia all'Università di Catania, poi si diploma presso la Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania, pure anche musica e canto, creando canzoni e composizione al pianoforte. Attrice politica, interpreta intensi personaggi di grandi opere teatrali, affrontando i più importanti palcoscenici nazionali, insieme al Colifero e Via dei Malavoglia di Giovanni Verdi, Lillina del Pesici Giacomino di Luigi Pirandelli, e ancora Cristina della Cattura di Andrea Camilleri, e Ianna nella governante dell'italiano Brancati, Nedda nell'omonima opera di Verga, Criside nel discorso di Benandro, Santuzza nella cavalleria musicale di Verga e altro. Non manca esperienze cinematografiche e televisive, partecipata alla serie del commissario Montalbano, Terra Rossa e Donna di Magia, attualmente impegnata da protagonista nel romanzo popolare Agro-Ronce. Con il poeta Alessio Gatta è instaurato un rapporto di fervente amicizia e di impegno artistico. Lo scorso 11 gennaio ha partecipato come ospite d'onore alla presentazione del libro di Alessio Patti, La Nerma Sapedomo, recitando profonde poesie in lingua poetica siciliana, con lo stesso autore che aveva scelto per lei. Questa sera avrebbe dovuto eseguire due canzoni, proprio e Agro-Ronce, ma non so se tecnicamente è possibile. Loredana Marino, questo nel curriculum ufficiale non c'era scritto, l'ho scoperto dopo, si è cimentata anche nella scrittura del pubblicato Nanti per Figge, edito da Lorana, vero? Quindi è un personaggio di tutto rispetto che ha una sua carriera intensa, ma ha un futuro ancora più splendido. Ed è il momento quindi di passare alla fase successiva. Non so se in questo momento pensa di intervenire Alessio Patti. Vediamo se funziona qui. Niente, io desidero tanto salutare il pubblico, dare buonasera a tutti quanti voi e ringraziare gli illustri professori che questa sera condividono con me questo momento della presentazione di Guarda Dei, la professoressa Anna Castiglio, il professor Nicolò Mineo e Giovanni Vecchio, che ringrazio sentitamente. Niente, il programma prevedeva un'introduzione video e audio alla lettura delle poesie. Vediamo se riusciamo a sentire qualche cosa. Se con il titolo audio, non magari lo vedete bene. Se no, dobbiamo fare le poesie che sono veramente complicate. Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, qual negra oggi saluta, che ogni lingua si zittisce e resta muta, e gli occhi non osano guardare. Ella procede, sentendo sull'aria, benignamente umiltà vistuta, e pare che è una cosa minuta, vicino in terra a Magaria usciare. S'ammoscia sì piacenti, a cura mira, che ad una quell'occhi una lucizza rupori, che intendere non si può, se non la provi. E pare che a risolata si muovi, un spirito auroso chino d'amori,
che va dicendo all'arma sospira. Vivo dal peccato, e a mia morendo vivo. Non è più mia la vita, ma dello peccato. Come piacere, veni dello cielo, come male, di mia stesso, della mia volontà, di cui sono mio privo. Serva mia libertà, lume Dio mortale a mia vita. Oh, infelice stato, a quale miseria, a chi vive sono nato. Allora, le sue parti interpreta sono una creatura, sogno una creatura. Con sta vecchia dello San Michele, da così iera, da così dura, da così secca, da così ostinata, da così completamente senza vita, con questa vecchia e il mediato che non si vede. La morte si sconta, vivendo. La solista Carola Colonna ci fa ascoltare Se avess'io ed è alla tua salute, amore mio, in soppazza di te. Se io avessi. Se io avessi leggerezza di Carusa, all'oco di stu pesantissimo straziato core, e conoscessi la purezza dell'acqua come fosse vincia piuta nei miei sacrifici, sfogliasse sta me sapita memoria che calare di mia tia, fatto uomo mio. Io dai a dare le mie novelle più fruttuose della mia terra che non dona mai sfida, e dai a dare parole come l'ape d'una mela succiuri, perché tanto di sempre, prima dell'inferno, prima del paradiso, prima ancora che fossi vittata dalla grida che non mi appagnoso corpo. Amore mio, quanto è pesante già ascoltare il tuo carico che io porto dall'orlo della calura alle tue 1000 buche di risciame. Adesso prendiamo le mani alla tua salute, amore mio. Sul mio pazzo di Dio, amore, che viene a ringiacciare dal mio trascorsi sti girato le brutte delle mie parole. Ti fa solo di tutto se vuoi, tanto io sono solo una garzonella piena di poesia e vissuta di lacrime salate. Io voglio solo addormiscirmi sopra la riva dello cielo seddato e diventare un dolce vento di canti d'amore in pentia. Quindi grazie per averci seguito, passo la parola al Presidente Mileno. Io non conoscevo questi versi, sono stato ben lieto di conoscere stasera e a proposito del tradurre del siciliano, vorrei ricordare che tanti anni fa mi sono occupato della traduzione in siciliano dell'Eneide di Tommaso Aversa, del 600. Un momento che noi nella nostra riflessione storiografica dovremmo recuperare per capire tante cose. Un momento in cui il siciliano veniva conosciuto addirittura come possibile lingua d'uso proprio anche da Tommaso Aversa, come lingua d'uso nazionale. Grazie a tutti.
Montenegro, Poeta Fatti, che ci hanno dato questa occasione e Anna Castiglione che ha prodotto solo per una grande conferenza. Ora poi passiamo all'altro della soledad, che è una cosa molto semplice, sono sempre libri che appartengono alla nostra tradizione editoriale. Grazie per aver fatto la sera. Thank you.